Buon pomeriggio, bentrovati, un'altra puntata di preview, come al solito il Catania, il nostro focus sul Catania prima dell'incontro con il Taranto che si terrà domenica alle 17:30. Parleremo di questo, ma parleremo ovviamente anche di Messina, di Trapani, ma anche di calcio 5 durante la nostra trasmissione, 1:20 da passare insieme. Andiamo subito velocemente presentando i miei ospiti. Subito Carlo Breve, ciao Carlo. Ciao Marco, buonasera a tutti. Ormai l'abitudine di vederti con noi con sempre piacere, lo stesso piacere di presentare Giovanni Finocchiaro. Ciao Giovanni, ciao, giornalista della Sicilia, per chi non lo sapesse, vabbè, insomma, ma lo sanno praticamente tutti. Così come sanno tutti che dall'altra parte dello studio ci aspetta un arbitro, oggi vestito di nero, cioè Anna. Ciao Anna. Buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Io vi ricordo che è possibile interagire con noi scrivendo il numero in sovraimpressione. Allora, il numero in sovraimpressione a cui arriveranno sicuramente tanti messaggi che noi leggeremo, anzi che leggerà Anna, a cui restituisco la parola perché voglio avere il quadro da Anna della prossima giornata di campionato e anche della classifica. La 18ª giornata di campionato inizia proprio stasera alle 20:30 con Cerignola Altamura. Domani, sabato 7 dicembre alle 15 Potenza Latina. Alle 17:30 Messina Foggia. Domenica 8 dicembre alle 15 tre partite: Cavese Juventus Next Gen, Crotone Casertana e Picerno Turris. Alle 17:30 Avellino Sorrento e Taranto Catania. Alle 19:30 Trapani Benevento e si chiude la 18ª giornata di campionato lunedì 9 dicembre alle 20:30 con Giuliano Monopoli. Passiamo alla classifica. In testa alla classifica il Benevento con 34 punti, segue Cerignola 30, Monopoli 29, Sorrento 27, Avellino, Crotone, Potenza 26, Picerno, Catania 25, Trapani, Giuliano 24, Altamura 22, Cavese 21, Foggia 18, Casertana e Latina 17, Messina 16, Turris Juventus Next Gen 11 e si chiude la classifica con Taranto con 3 punti. Grazie Anna, torno da te fra poco per avere i primi messaggi. Intanto vi dico della classifica. Avete sentito parlare sicuramente in questa settimana, la situazione della Turris potrebbe essere estromessa al campionato, ovviamente dipenderà da quello che succederà in questo mese di dicembre. In quel caso la classifica sarebbe ridisegnata perché mancherebbero le partite di ogni squadra con la Turris. Per fare l'esempio specifico, il Catania perderebbe un punto in classifica perché ha pareggiato con la Turris, altre ne perderebbero invece 3 perché con la Turris hanno vinto, ma ovviamente questo lo sapremo solo vivendo, come diceva qualcuno. Carlo Breve, allora, situazione in casa Catania, abbiamo fatto la telecronaca della partita con la Cavese, poi dopo l'hai rivista nuovamente, perché tu l'hai fatta 2 volte, per cui alla terza l'hai rivista e ti sei reso conto di che cosa è mancato al Catania in quella partita a parte i gol? È un vero peccato perché il Catania veniva da 2 gare veramente soddisfacenti sotto tutti i punti di vista, 2 partite dove si erano raccolti 4 punti, potevano essere addirittura 6, 2 gare ad alto coefficiente di difficoltà contro Trapani ed Avellino, con 2 prestazioni veramente fatte molto bene. Primo tempo direi che è stato fatto molto bene contro la Cavese, è mancato un po' la voglia di chiudere la partita nel secondo tempo e poi c'è stata una disattenzione fatale a metà partita del secondo tempo che è costata cara. Poi gli episodi non hanno concesso alla squadra di tornare in vantaggio nonostante ci siano state delle occasioni veramente colossali. Ecco Giovanni, questa stagione sembra un po' un tira e molla, no? C'è sempre la possibilità di arrivare alla svolta, fra virgolette, e poi manca quell'acuto, inevitabile parlare del colpo di testa di Sturaro che finisce fuori a 1 metro dalla porta. Ma dico... abbiamo parlato anche con Carlo alla fine della partita proprio a caldo perché dovevamo esaminare e decidere qual era l'errore come quello più eclatante, se era il gol subito dal Catania o quello... Da tecnico ti dico sicuramente il gol subito è un errore gravissimo perché è un errore di disattenzione e quindi quello non ci sta. Non rimprovero Sturaro perché sono sicuro che il ragazzo la notte non avrà dormito e sarebbe stato un giusto premio. Ma non è stato il solo, Sì, sicuramente, ma sarebbe stato un giusto premio a tutti i sacrifici che ha fatto per tornare in pista, però si sbaglia, sbagliano i grandissimi campioni, può sbagliare anche Sturaro. Lì invece non mi è piaciuto l'errore. Era altalena.
È un'altalena perché non sei mai sicuro di quello che può combinare questa squadra, Sì. perché è chiaro che, come diceva Carlo, i due risultati precedenti e l'occasione di giocare in casa con una squadra molto più abbordabile facevano pensare, facevano, come dire, immaginare uno scenario diverso. L'altro giorno abbiamo fatto una statistica, poi voglio dire è facile poi, come dire, col senno di poi discutere, fare conti con quei 5 punti persi in più, il Catania sarebbe proprio a ridosso del Benevento. Mi riferisco al punto perso Certo. con Latina, a questi due buttati al vento Con la in questo Cavese, modo, col ma anche col Messina. Messina. Non Chiaro. ci siamo fermati là. Ci siamo fermati là, Quindi- però, è vero, questo è il rigore con cui il Catania è andato in vantaggio con Stoppa, uno delle figure liete, diciamo, fra virgolette, di questo periodo di campionato per il Catania. Ricordiamo che domenica a Taranto non ci saranno i tifosi del Catania, è diventato ufficiale, ma lo si sapeva da tempo, da sempre praticamente, che i tifosi del Catania non sarebbero andati a Taranto, divieto di vendita per i residenti nella provincia di Catania. Per quanto riguarda invece i tifosi tarantini è un po' strano perché si deve aspettare la commissione di vigilanza, probabilmente un'apertura parziale dello stadio Iacovone, solo una tribuna con circa 3.000 spettatori. Questa è la situazione in casa tarantina. Giovanni, torno da te perché dopo la partita con la Cavese c'è stato l'intervento da parte di Faggiano. Tu ne hai parlato anche sul giornale, è stato un intervento importante, una ventina di minuti in cui ha tenuto un po' a rapporto la squadra e anche gli allenatori, perché forse era il momento di farlo. È necessario. Di solito Faggiano, me ne sono accorto anche quando c'erano delle piccole cose da limare durante il ritiro, non parlava subito dopo l'allenamento. Di solito un dirigente lascia passare il momento di fretta, di adrenalina e poi interviene. Però evidentemente se questa volta è andato a botta calda negli spogliatoi, probabilmente, anzi sicuramente ha fatto bene, perché ha detto quello che pensava o quello che è, diciamo, l'andazzo, il pensiero della società, nella fattispecie soprattutto il suo. E poi comunque strattonare idealmente una squadra che va incontro a questi errori, perché non è la prima volta, secondo me era anche necessario. È anche necessario, certo, perché il momento, insomma, doveva portare a riflessioni fra la squadra e la dirigenza, in questo caso fra il direttore sportivo, di cui tutti i giocatori parlano benissimo, nonostante la situazione appunto di salute che l'ha frenato in questi periodi, in questi mesi. Vado da Anna per sentire se ci sono messaggi da casa. Sì, Marco, ci sono delle domande per voi. Ci scrivono: buongiorno, ultimamente non ho capito molto alcune mosse di Toscano. Per esempio, togliere Stoppa contro la Cavese secondo me è stato un errore. E ancora, un saluto a Marco, Giovanni e Carlo. Una domanda secca per tutti loro. Saremo condannati ad un'altra stagione di alti e bassi? Antonio da Catania. Allora, rispondiamo in ordine alfabetico? No, per capire, perché non mi ricordo chi era il primo. Stoppa è stato sostituito perché accusava dei crampi. Sì. Quindi Detto Sì? dall'allenatore. poi. Esattamente. No, ma si è visto Esattamente. anche, Sì, anche durante si è la visto partita, anche che durante la abbiamo visto partita, più volte. è vero. Alti e bassi. Sulla continuità del Catania finora è così, la continuità non è stata la forza Problema del Catania, che- ma diciamo che gli alti e bassi si stanno vedendo in tutto il campionato di Lega Pro, perché nel girone C anche la prima in classifica degli alti e bassi ha 3 sconfitte come il Catania e il Benevento, quindi Certo. non è che stia volando. Il problema è che lo domandano a noi, no? Perché nel senso noi possiamo solo sperarlo che non sia una questione di alti e bassi. Commentavamo proprio poco fa, certamente sembra che manchi quello step da fare nel momento opportuno. Ad esempio adesso in questo mese di dicembre è certamente uno step da fare, perché si gioca con l'ultima in classifica e poi 2 partite in casa consecutive. Soprattutto poi a dicembre è inevitabile per tutte le squadre del mondo, quando comincia a intravedersi all'orizzonte il mercato. È chiaro che devi decidere cosa vuoi fare nella vita. Vuoi rimanere e quindi alzare un attimo l'attenzione per meritarti una riconferma, oppure se sei un po' messo in discussione, che fai? Vuoi impegnarti un po' di più? Io non credo che manchi l'impegno, forse un po' d'attenzione, probabilmente le casualità, tutto quello che vuoi, però il risultato è figlio della prestazione corale e quindi alla fine
considerato che c'è il mercato alle porte, qualcuno che magari è stato considerato si sente un po' in bilico, forse alle ultime chance diciamo, per convincere, ammesso che riesca a convincere la società e l'allenatore. Io vi faccio vedere una grafica, noi facciamo spesso una lente di ingrandimento, no, sulla situazione del Catania, e vi faccio vedere questa attraverso la regia, perché diamo un po' l'idea di quello che ha fatto il Catania in difesa e in attacco nelle ultime partite. Vi faccio concentrare sui primi dati e sugli ultimi. Guardate col Messina ad esempio, 2,1 di XG significa che mancano 2 gol al Catania in questa partita, oppure con il Trapani 4,1 significa che ne mancano 2 anche nella partita con il Trapani, con la Cavese 1,7 ne manca praticamente 1. Dall'altro lato guardate invece i tiri in porta subiti, è una squadra che soprattutto a inizio campionato aveva un numero fra tiri in porta e subiti molto basso, della media di 2-3 tiri in porta e 4-5 fuori dallo specchio. Adesso guardate questi numeri: 5 con 11, 5 con 12, 5 con 13, 3 con 9 con la Cavese. I numeri sono freddi di solito, ma spiegano un pochettino il momento. Beh, è chiaro che le assenze a metà campo di 2 giocatori di interdizione come Sturaro, come De Rose e come Di Tacchio hanno influito in questa statistica. Adesso ci sono 2 costruttori di gioco, 2 palleggiatori che sono meno bravi a rubare palla all'avversario, sì, sono più bravi nel gestire la palla, e quindi mi sembra anche non casuale questa nuova statistica che abbiamo visto. Giovanni, anche tu la vedi allo stesso modo? Anche perché cominci a impostare un lavoro in ritiro con 2 certezze che poi perdi, certo, quasi subito, perché Di Tacchio è andato fuori dai giochi a Biella, credo, contro, se non ricordo male, contro la Juve Next Gen, e Sturaro siamo lì qualche giorno dopo. Esatto. Quindi perdi. Ripeto, io sembrerò noioso, ma si tratta proprio di quella la realtà. Ho visto lavorare il ritiro toscano con i 2 centrocampisti schierati quasi sistematicamente insieme e difficilmente li alternava, proprio per rafforzare la squadra con dei concetti nelle 2 fasi di possesso, che la palla doveva per forza di cose transitare dai 2. Ne manca uno adatti, mancano tutti e 2, devi ricostruire tutto l'impianto di gioco. Allora, noi dovremmo avere in collegamento un giocatore, un ex giocatore del Catania che ha fatto la storia, insomma, del Catania, e che poi quando c'è la partita col Taranto noi ci teniamo ad averlo sempre con noi, quasi un amuleto. Beppe Baronchelli, ciao, come stai? Buon pomeriggio. Molto bene, grazie. Ciao a tutti, ciao Giovanni e ciao a tutti gli altri ospiti. Ciao, allora capitano. Beppe, ti abbiamo fatto aspettare un po', ma ti integriamo subito nella discussione, perché ti voglio chiedere subito, tu che so che segui sempre il Catania, poi magari andiamo sui ricordi di che cosa evoca in te Taranto, ma volevo capire se secondo te un po' della discussione che hai sentito la condividi. C'è una squadra che non riesce a fare il passo decisivo in questo campionato. Sai, per vincere il campionato la situazione più complicata da gestire è la continuità dei risultati, e in questo momento è quello che avete appena detto voi: momenti inizio molto positivo, momenti di difficoltà, 2 ottime prestazioni con Avellino e Trapani, e poi con la partita della settimana scorsa che nessuno avrebbe detto almeno di poca attenzione. Non dico, come avete detto tutti, l'impegno e la determinazione la mettono sicuramente, questo non è in discussione. Un po' più di attenzione, un po' più di particolari che fanno la differenza. Guardando la classifica che avete spiegato prima, guardavo dal primo all'11° posto, 10 all'11° posto ci sono 10 punti, quella attuale con la Turris in questa situazione. 10 punti con davanti ancora 20 partite, il bicchiere va sempre visto mezzo pieno, c'è la possibilità di arrivare ancora prima in classifica. È chiaro, ed è giusto anche il tuo ragionamento. Quanto pesano e quanto stanno pesando gli infortuni in casa Catania? Anche di questo se ne è parlato tanto, anche distribuendo delle responsabilità. Gli infortuni, come tutte le situazioni, bisogna sapere gestire il momento e capire cos'è la positività. Vediamo il bicchiere mezzo pieno o vediamo mezzo vuoto? Il giocatore che non gioca in questo momento sta giocando perché c'è un altro infortunato. Capisce che se rientra con l'altro magari non gioca e dà qualcosina in più per non far rientrare quell'altro. Sono tutte dinamiche che nell'arco di una stagione
intera. L'infortunio fa parte del gioco, io sono stato 2 mesi fermo a Catania per un problema serio e quindi i compagni che c'erano non hanno fatto sicuramente far pesare la mia assenza, quindi è quello un gruppo anche un po' che determina queste situazioni. Non metterei, come è stato adesso prima, quello che abbiamo fatto secondo me e quello che sono andare a correre, di cercare di nuovo di comprare altri 5-6 giocatori. Mi sono letto la storia in questi giorni un po' degli acquisti e quanti giocatori sono arrivati con questa proprietà nuova. Dio mio, per fare quello che abbiamo detto prima, continuità, bisognerebbe acquistare magari 15 giocatori in meno e magari credere un po' di più, almeno un anno e mezzo nelle scelte fatte. Ovvio che Catania non te lo permette, ma avere il polso e la personalità di fare queste cose, secondo me, da quando si è Faggiano, è una strada un po' più percorribile. Questo è il mio parere. Ovvio, il parere è sempre personale, chiaramente, però immaginiamo che in tanti condividano le parole di Beppe Baronchelli. A proposito, torno da Anna per capire se ci sono delle domande sia per Beppe, ovviamente anche per noi. Sì, Marco, c'è una domanda per Baronchelli, una domanda per il grande Baronchelli. Cosa diresti al gruppo in un momento del campionato come quello che sta vivendo il Catania? Direi quello che ho detto alla mia squadra mettendo dei beep che qui non si possono dire, però dai, al di là di quello, la determinazione è la cosa importante. Ogni allenamento va fatto come se fosse la partita, come se fosse l'ultimo metro di arrivare a vincere una gara sprint. Se l'allenamento, la predisposizione al campo, la predisposizione ad andare a fare l'allenamento già del martedì mattina è negativa sulla sconfitta o sulla prestazione non fatta all'altezza per la volta precedente, bisogna guardare avanti e portare dal primo allenamento della settimana finché c'è la gara la positività e pensare che sia già la gara della domenica. Questo, come ti alleni durante la settimana, alla lunga lo porti in campo. Ovvio che abbiamo appena detto che determinazione, voglia e grinta i ragazzi la mettono. Per vincere il campionato serve quel quid in più, altrimenti non sei a Catania. Anna, torniamo ad altri messaggi, se ce ne sono altri ancora, non so se per Beppe, ma comunque li analizziamo insieme. Sì, una domanda tattica per gli ospiti studio. Con il ritorno di Sturaro e De Rose e quello futuro di Di Tacchio, potrebbe succedere che Jimenez non giochi più in mediana. Peccato, perché per me era un'ottima soluzione. Guardiamo alle avversarie del Catania. Con l'organico completo volevo chiedere agli ospiti studio se reputano i rossi-azzurri inferiori alle squadre che li precedono in classifica. Allora, questa ultima domanda la faccio per Carlo e per Beppe. Parto da Carlo sull'ultima. Quella con l'organico. Non è inferiore a nessuna squadra del proprio girone. Il Catania, squadra fatta, costruita bene, costruita per vincere, con giocatori che hanno già vinto tanto e che erano stati sempre titolari nelle rispettive squadre, quindi una squadra rodata per poter vincere il campionato. Beppe, la pensi anche tu allo stesso modo? Con l'organico al completo, questa è una squadra da primo posto? Ma sicuramente, senza ombra di dubbio, però sulla carta non basta, sono sempre i particolari che fanno la differenza, essere al posto giusto al momento giusto, le situazioni di giocatori in condizione, averne 12 o 13 in condizione al 100% nel momento giusto della stagione, ci sono tanti fattori, però sulla carta oggi si può dire che l'organico messo a disposizione toscano da parte di Faggiano è sicuramente da primato. Questione tattica, Giovanni, l'altra domanda delle persone da casa, se con i ritorni di Sturaro e De Rose Jimenez rischia di non essere più impiegato in mediana? Ma no, secondo me no, perché ci sono due fattori, uno anagrafico, perché ti vai a rapportare con ultra trentenni, quasi quarantenni, certo, e quindi probabilmente metti maggiore vitalità, a parte la tattica e il modo di giocare. Poi è anche vero che ancora Di Tacchio deve rientrare, deve comunque presentarsi in campo, farsi i primi giri. Che devono di Sturaro e De Rose. Sturaro e De Rose sono Sturaro è rientrato adesso, De Rose un paio ancora di partite di diciamo rodaggio ci vuole in campo. ancora del rodaggio. Questi li troveremo in piena condizione a gennaio. E comunque poi toccherà a Toscano, visto che non ha mai allenato insieme tutti e tre i giocatori, perché Jimenez è arrivato dopo, vi ricordo, sul mercato, quando ormai quasi gli altri due mancavano per infortunio.
Ma sai che c'è? Forse averne troppi, tra virgolette, è meglio, perché li puoi alternare, no? Ovviamente. Finora come dire, molti giocatori si sono sacrificati, tra virgolette sacrificati, perché hanno giocato anche con una continuità eccessiva, secondo me, no? Dipende anche da quelle che erano le condizioni fisiche, quindi se rientrano i due e Jimenez in mezzo al campo, secondo me Jimenez difficilmente lo toglie. Difficilmente lo toglie. Vedremo un po' che cosa riuscirà a fare Toscano nella partita dello Iacovone. A proposito, Beppe, lo Iacovone, avrai sentito e saputo, sarà pieno per metà, per un quarto, per un terzo, diciamo quello che possiamo, insomma, con una tribuna. Non certo l'atmosfera che avete vissuto voi nel 2002. Che cosa ti senti di dire e cosa ti ricordi di questa partita? È inevitabile pensare che quando c'è il Taranto il ricordo vada lì. Beh, quello, al di là dello scontro tra le due città calcistico, mi viene sempre tristezza quando sapere che è una squadra che sia in trasferta o in casa che sia non possono andare i propri tifosi. Stanno mettendo sempre più regole, sempre più paletti, sempre più restrizioni per far passare veramente la voglia. La gente che parte da Catania e va a Taranto, e sappiamo la strada da fare a Catania-Taranto, Sibari, quelle zone lì, che tipo di strada devono fare, solo per quello sono da premiare, e non farle andare o comunque tenere fuori anche dallo stadio un po' di tifosi di casa del Taranto. Lo vedo sicuramente una sconfitta per il calcio in generale. Venendo alla partita nostra, all'episodio nostro di X tempo fa, è ovvio che appena ne pensiamo era uno stadio pieno con i nostri 1500 tifosi, ma sicuramente il pensiero e i brividi, se guardiamo le immagini, siamo ancora molto vivi. I brividi che poi avete provato anche quando poi siete ritornati a Catania, storia arcinota che conosciamo ma che chiaramente non ci stanchiamo mai di ascoltare, no? E di sentire, perché dà il senso di quello che è Catania. Sai, il Cibali alle 2 di notte, che scusatemi perché a quel tempo era il Cibali per noi, non era il Massimino attuale, con tutto il rispetto e la stima di Massimino, alle 2 di notte ho detto: cosa andiamo a fare allo stadio? C'erano 25.000 persone, però io pensavo ci saranno 500 persone, dove sono? Lo stadio era pieno come se fossero le 3 del pomeriggio di una finale di playoff in casa, incredibile. Entrare nello stadio con 30.000 persone alle 2 e mezza di notte, è veramente solo Catania le può fare queste cose. Ed è quello, questo a noi piace sempre quando abbiamo Beppe chiedere, o ragazzi che hanno vissuto quella stagione memorabile, chiedere di questo, anche perché è monito secondo me per chi gioca adesso. Ma io da allenatore, sai, farei vedere questo passaggio, lo farei vedere ai miei ragazzi per fare capire cosa significa il senso di appartenenza ad una maglia. Loro dovrebbero sapere chi è Baronchelli, chi è stato Oliveira, chi è stato Cantarutti, chi è stato Crialesi, chi è stato Mastalli, chi è stato Spinesi in Mascara, gli ultimi, dovrebbero saperlo. E sapere la storia, diciamo, di questi colori. Conoscere, sì. Ma io Beppe l'avrei portato in ritiro direttamente. Hai visto? Hai impegni? Perché casomai... No, ti ho perso, Giovanni, scusami, non ho sentito. No, io ti avrei portato in ritiro adesso, gli ultimi 2 o 3 giorni ti avrei fatto... Sai com'è? Magari parli con qualcuno, fai il contatto diretto... Sì, ma a chiacchiere sei sempre bravi, lo so, a chiacchiere sì, ma tu hai fatto la storia, quindi le chiacchiere... Ma adesso mi sono rimaste solo quelle, magari mi riescono meglio. Beppe Baronchelli, grazie sempre della tua partecipazione con noi e del sorriso che ci porti, oltre che delle belle esperienze del passato. Ciao Beppe, un abbraccio. Un saluto a tutti e sempre Forza Catania. Ciao Beppe. Noi ci fermiamo qui, ritorniamo fra poco con la seconda parte di Preview. A fra poco. Ben ritrovati, seconda parte della nostra preview. Andiamo a parlare della sfida che attende il Catania più da vicino, andando a presentare un po' anche la squadra avversaria dei rossazzurri, il Taranto. Lo facciamo attraverso, come al solito, le nostre schede che vi fanno vedere prima, ovviamente come abbiamo sempre fatto, l'allenatore della squadra
rossoblu, e poi andremo a vedere anche quello che è il giocatore più rappresentativo. 5 partite sulla panchina per Cazzarò, finora per lui 2 vittorie, fra parentesi con due scalpi illustri, Avellino e Cerignola, e poi 3 sconfitte nelle ultime 3. Dopo il 2-1 subito dalla Juve Next Gen nell'ultima partita, ha detto vietato mollare nonostante la posizione di classifica. Queste stesse parole le ha usate anche il giocatore che abbiamo individuato come il giocatore non tanto più rappresentativo, perché quello magari è Zigoni, ma il giocatore che sta facendo meglio, che è Mastro Monaco nella squadra del Taranto, l'esterno, 4 assist in stagione, buona personalità sulla fascia, un bel piglio, e anche lui ha detto ci dobbiamo mettere la faccia in questo momento così difficile. Vi facciamo vedere queste anche le dichiarazioni per fare capire che il Taranto è l'ultimo in classifica, ma certamente non è una partita che il Catania deve prendere con le pinze. Andiamo a vedere il cammino del Taranto nell'ultima parte del campionato, dunque le ultime 5, un po' l'abbiamo visto con quello che abbiamo detto prima, con l'allenatore del Taranto. Ha vinto appunto in casa dell'Avellino, in casa allo Iacovone col Cerignola 1-0, e poi ha perso, preso lo scivolo, Cavese Taranto 3-0, Taranto Benevento 0-2 e la sconfitta a Biella. Ovviamente tutto questo subito dopo l'ulteriore penalizzazione e tutto quello che chiaramente comporta. È figlio della penalizzazione, che poi non era la prima, la seconda credo penalizzazione. Esattamente. Quindi quando hai tu la speranza di risalire, perché comunque fai 2 risultati importantissimi sul piano morale, sul piano anche della condizione, e ti arriva una batosta del genere, vai a -10, ti vedi in fondo quando invece hai conquistato 13 punti, è chiaro che un contraccolpo lo subisci. È indubbio, è proprio così, è questo su cui deve basarsi anche il Catania, il momento particolare che attraversano loro. Deve pensare il Catania solo a se stesso. Il Catania deve sapere, ma Toscano lo saprà senz'altro, che tutto si farà fuorché giocare a calcio. Non sarà una partita dal punto di vista tecnico-tattico da preparare in un certo modo, sarà una partita sporca, oggi si chiamano così, dove ci sarà da lottare su ogni palla, e loro cercheranno in tutti i modi di sopperire alle lacune tecnico-tattiche, con una prova vigorosa, con una prova col coltello tra i denti, e quindi se il Catania non risponde con queste armi può far una brutta figura. Se risponde con le stesse armi, la maggiore qualità tecnica del Catania potrebbe avere la meglio. Torno da Anna per altre domande dei nostri telespettatori, poi continuiamo a parlare della partita che aspetta il Catania allo Iacovone. Sì Marco, ci scrivono: ciao da Andrea, vorrei sapere se il Catania è pronto a fare mercato nella sessione di gennaio, soprattutto in attacco. E ancora, volevo chiedere agli ospiti studio di Sturaro, ha sbagliato con la Cavese, ma secondo me è il giocatore che serve più di tutti, anche la scorsa partita ha dato tanto prima di fallire il gol. Bravo, allora, maturo. Ecco, Sturaro rispondi noi, stavo immaginando che avessi risposto tu su Sturaro, avevo l'indicazione che potessi sicuramente farlo. Può diventare di nuovo un valore aggiunto, così come lo era stato nelle prime 5-6 giornate, ritornando a una accettabile condizione può sicuramente risolvere tanti problemini del Catania. L'altra domanda è giusto che risponda sul mercato. È pronta. Questo aggettivo io l'ho sentito, è pronta. Secondo me si riferisce anche alla società, no? Cioè è una società o possiamo aspettarci i problemi dell'estate? No, è nato un dibattito per alcuni titoli che sono usciti sulla Sicilia, sul quotidiano per cui lavoro, perché gli ho fatto la domanda diretta senza giri di parole: Pelligre, che cosa vuoi fare adesso? Perché tutto dipende da lì. Tu pensi che non ci sia la volontà di chi gestisce in questo momento, con errori, con impegno, con anche delle cose buone, chi gestisce in loco la società? È chiaro che voglia rafforzarsi, non rivoluzionare. Attenzione, questo lo abbiamo un po' tutti messo in risalto, perché come diceva prima Beppe Baronchelli, se
da qui a gennaio e poi alla fine del campionato vai a cambiare di nuovo 10-12 giocatori per ogni sessione di mercato, allora veramente non puoi costruire nulla. Ci sono delle formazioni molto meno quotate del Catania che all'insegna della continuità, cambiando qualcosina, oggi sono molto più avanti e hanno un cammino regolare. È chiaro che Catania è una città che fa eccezione, non puoi aspettare come aspettano a Monopoli o in casa del Cerignola. Però è anche vero che l'esperimento dell'anno scorso è stato deleterio e ce lo portiamo appresso anche adesso. 12 giocatori cambiati, un allenatore ancora che è al libro paga della società. È chiaro che tutto si ripercuote sulla gestione anche amministrativa attuale. È anche vero che se tu prendi, siamo al discorso che facciamo ogni settimana, esatto, prendi i migliori tra allenatore e direttore sportivo, è giusto che a gennaio debba riuscire a trovare quello che trovi, o a strappare magari un attaccante importante o qualcuno a centrocampo, un esterno, quello che serve al gioco di Toscano, quello che dovrebbe essere poi funzionale al gioco di Toscano. Rivoluzioni no. Chi decide? Decidono i soldi, decide la gestione economica, quindi prima o poi, e ce lo chiediamo ogni giorno, aspettiamo delle risposte dalla proprietà australiana. Andiamo a vedere, tornando invece alla partita, la grafica con le statistiche a confronto, per darvi un po' l'idea di quella che è la differenza al momento fra Taranto e Catania, ma soprattutto guardate in queste classifiche dove si posiziona il Taranto. È una squadra con un XG molto basso, c'è l'aspettativa di gol molto bassa, con tocchi in area, passaggi nella tre quarti avversaria in cui il Taranto è ultimo della graduatoria. Stesso discorso con il PPDA, i tiri subiti nei 90 minuti, 57esimo e 58esimo, per cui questa è una situazione in cui chiaramente si nota quella che è la difficoltà del Taranto in questo momento, anche se con Cazzarò i dati un pochettino sono migliorati sotto certi punti di vista, però la classifica resta sempre quella. Marco, sono stagioni che nate male, perché la stagione del Taranto è partita con un deficit veramente importante, no? A livello societario, una rivoluzione di giocatori, l'esonero dopo la Coppa Italia, credo, del simbolo del Taranto dell'anno scorso, dopo che l'anno scorso avevano raggiunto un secondo posto clamoroso, no? Con Capuano. Quindi una stagione che è nata con presupposti di grande difficoltà e poi la penalizzazione e i risultati che sono venuti fuori adesso non sono venuti con l'ex mister, con una rivoluzione nella rosa, portano al Taranto sempre ad annaspare, quindi situazione difficile da poter risolvere. Allora, vediamo se una soluzione si può trovare o soprattutto se stanno cercando di trovarla a Taranto. Lo chiedo al collega Giuseppe Di Cera del Corriere dello Sport, che è in collegamento, lo vedo dalla regia, eccolo qua. Ciao Giuseppe, come va? Buon pomeriggio. Ciao a tutti, va bene, per me va bene, forse per il Taranto un pochino meno, ma diciamo è una soluzione, è una situazione che è in evoluzione, perché naturalmente diciamo che il passaggio, no? La fase di passaggio dalla vecchia proprietà alla nuova è sempre molto, molto delicata, e allora è necessario che tutti i tasselli siano al loro posto. E però ecco, diciamo, l'elemento che sta caratterizzando questo passaggio è la lentezza. Magari ci sta nell'ordine delle cose, però questa lentezza sta preoccupando un po' i tifosi. Ed è normale che sia così. A proposito di tifosi, ci confermi che ci sarà questo ingresso limitato, diciamo, a Taranto nella giornata di domenica, solo una tribuna praticamente disponibile, e per i tifosi del Taranto sappiamo che quelli del Catania non ci saranno. Non è ancora, insomma, in via di definizione. Oggi è la giornata giusta per poterlo decidere, siamo appunto a 48 ore dalla gara, e nel caso venisse accordato il benestare sarebbe aperta la tribuna, sembrerebbe per un massimo di 3.000 tifosi. E per cui questa è, insomma, la notizia che un po' era circolata e che abbiamo anche noi. Ti chiedo, Giuseppe, invece sull'aspetto della formazione, che tipo di novità ci possiamo attendere rispetto a quello che si è visto ad esempio nell'ultima partita di Biella contro la Juventus?
Ma questa è una domanda interessante, nel senso che Michele Cazzarò, da quando ha assunto le redini della panchina del Taranto, ha sempre optato per il 3-5-2. A Biella con la Juventus invece ha optato per un 3-4-1-2, schierando Giovinco alle spalle di due punte. E quindi in realtà la domanda è se possa continuare su questa scia appena intrapresa, appena iniziata, oppure tornare al 3-5-2. Di certo l'esperimento non è andato granché bene, non solo per il risultato ovviamente, ma proprio per la prestazione. Il primo tempo della squadra non è stato oggettivamente all'altezza ed è andata giustamente sotto, e si è vista la squadra semplicemente negli ultimi 15 minuti, quando poi ha accorciato le distanze. Diciamo che tutto il buono mostrato al Taranto sino adesso sotto il profilo difensivo, perché tutto sommato è una squadra che, al di là dei gol presi, non sono pochi, si intende, sono 20-28, vado a memoria, ma ha una tenuta difensiva che è molto buona nei primi tempi. Raramente ha incassato gol nei primi 45 minuti. Poi improvvisamente perde, diciamo così, la concentrazione, si distrae, e credo che sia una questione più che altro psicologica, perché inizialmente avremmo potuto dare una spiegazione di tipo atletico, visto che la squadra è stata assemblata proprio a ridosso dell'inizio del campionato e anche oltre. E invece adesso è una questione meramente psicologica. Mentale e psicologica. Carlo, volevi fare una domanda al collega? Buonasera. Se si dovesse schierare 3-4-1-2, si schiererebbero un po' a specchio col Catania. Volevo capire se con l'ingresso di Guarracino al posto di Giovinco ha cambiato sistema di gioco o è rimasto sempre col 3-4-1-2, Guarracino ha fatto il tre quarti o ha giocato da qualche altra posizione? È stato un 3-4-3, Okay. E peraltro quel quarto d'ora di cui parlavo, migliore a Biella, è stato in coincidenza, e non lo è ovviamente, con l'ingresso proprio di Guarracino. Ha una caratteristiche diverse rispetto a Giovinco, che oggettivamente rispetto alla precedente esperienza a Taranto 2 anni fa, quest'anno sta facendo molta fatica. Giuseppe, io ti ringrazio, grazie per la tua partecipazione, il tuo supporto alla nostra trasmissione, e in bocca al lupo per il tuo lavoro, ovviamente, non tanto al Taranto, no, scherzo ovviamente. Un saluto e buon pomeriggio a te. Ciao Giuseppe. Grazie a voi e vinca il migliore. Allora, io volevo tornare da Anna per alcuni messaggi da casa, e poi continuiamo andando a dare uno sguardo anche sotto l'aspetto tattico a quello che fa la squadra di Cazzarò. Ci scrivono dalla tribuna B e ci scrivono: buon pomeriggio, volevo chiedere allo studio qual è il ruolo di Luperini in questa squadra. Posso una domanda per Giovanni? Per Giovanni, secondo te non sarebbe meglio cambiare il settore sanitario, fisioterapisti in primis, e affidarsi a gente competente che a Catania esistono, dato le notevoli ricadute che hanno avuto i giocatori? E domenica vi assicuro che ce ne saranno altri 2 indisponibili, speriamo di no. Comincio dall'ultima. No, vabbè. No. Comincio dall'ultima. Questa probabilmente è una risposta a quello che avevo scritto l'altro giorno a proposito dei medici, perché c'è lo stesso responsabile sanitario che c'era in Serie A, quindi che sia come dire, inesperto sul piano professionale lo escludo assolutamente, perché dava risultati con campioni, a prescindere dalla categoria, con giocatori che bisognava curare in un certo modo. Non credo che adesso abbia perso il lume della ragione, tutt'altro, ma io non devo difendere lo staff sanitario. L'altro giorno ho accusato un po' tutti, perché quando le cose vanno male a Catania purtroppo si deve sempre bersagliare un colpevole, trovare la colpa è dei giornalisti, la colpa è dell'allenatore che fa i cambi tardi, la colpa è di Faggiano che ne ha comprati 7, non ne ha comprati 8, la colpa è di Pellico che viene una volta al mese, dovrebbe essere qui 2 volte al mese. Si cerca sempre di puntare il dito contro qualcuno. È chiaro, io non li cambierei i medici, non cambierei manco l'allenatore, non cambierei manco il direttore sportivo, perché torniamo al discorso di prima. C'è la fiducia per creare un ciclo e superare i momenti difficili, si deve restare tutti uniti. Poi è chiaro che se devi cambiare o l'attaccante o un dirigente all'interno della società, ci vuole, ma non rivoluzionare, perché da anni il Catania perché cambia proprietà, perché arriva quello nuovo, o perché saliamo alla Serie D, alla Serie C, ha cambiato sempre e comunque tutto, quasi tutto.
Non darei la colpa. L'ha detto anche a un prima determinato Baronchelli, settore. no? Bisogna sì, ok, avere anche un po' di pazienza. Forse Sì. come la deve avere la società di non cambiare 25 giocatori, le devono avere anche i tifosi di attendere magari il risultato, anche se capisco che qui l'attesa è un po' lunga. Luperini Lo comprendo era- da parte dei tifosi. Luperini lo Luperini faceva era dire a per lui. Carlo, dai, perché Ma Luperini, sai, non ha Io lo tutti i stavo torti, dicendo io, a me è meglio non che- ha tutti i torti il nostro tifoso, ecco, perché se faccio fatica a individuare un ruolo specifico a Luperini, che sicuramente negli anni precedenti ha fatto abbastanza bene, soprattutto a Palermo, dove ha fatto un'ottima stagione, e anche a Terni, forse giocando da sottopunta, ecco, nel 4-2-3-1, giocando da sottopunta un giocatore che riesce a creare gli equilibri ad arrivare in zona gol, perché ha la presenza fisica e ha anche un buon inserimento in area di rigore. Col sistema di gioco voluto da Toscano, in effetti ha fatto fatica lui a inserirsi e a trovare una collocazione specifica. Quindi se tu mi chiedi ma che ruolo è Luperini, al momento è uno dei pochi giocatori che non si che io riesce a non riesco individuare. bene a individuare dal punto di vista tattico e tecnico. A proposito di tattica e tecnica, anzi più tattica che tecnica in questo caso, andiamo a vedere un pochettino di idee tattiche del Taranto. Le ha ricostruite per noi Ermanno Florio, che oggi non c'è. Dunque un pochettino le vediamo insieme attraverso il primo taglio tattico, proprio legato alla descrizione del Taranto per quanto riguarda la situazione difensiva della squadra tarantina, che lascia spesso un varco, diciamo, fra le due linee, molto compatti, ma sempre fa fatica a coprire la zona centrale, diciamo, soprattutto fra le due linee. Guardate qua, uno spazio centrale lasciato libero, è un'assenza totale di preventive in questo caso, con la Juve che riesce poi ad andare a fare il gol. Questo abbiamo visto per il primo taglio. Nel secondo, che vi faccio vedere, si mette in luce ancora, questo è lo stesso di prima, nel secondo si mette in luce ancora il fatto che la zona centrale sia spesso poco coperta e che il Taranto difende a 5, non a 3. Perché in questo caso è abbastanza chiara la disposizione tattica della squadra di Cazzarò. Guardate anche in questo caso, guardate qui, 5 giocatori praticamente in linea, e sullo sviluppo dell'azione che vedremo fra pochissimo, il solito buco in mezzo che si crea, dove si può arrivare a un inserimento da parte dei giocatori del Catania. È una soluzione, è una situazione che certamente in casa rossazzurra avranno verificato e studiato, Carlo. Sicuramente Toscano e il suo staff avrà studiato la partita, avrà studiato i punti deboli del Taranto, che, come ben evidenziati da Ermanno nei suoi tagli, sono proprio in questa capacità di tenere le linee compatte e strette. Ma secondo me i problemi più reali che ha il Taranto sono a livello proprio mentale, dove una squadra che chiaramente ha subito tutte queste penalizzazioni, certo, e questa mancanza di una società forte che certo, li faccia stare tranquilli, è difficile per lo staff tecnico lavorare. Allora, vediamo a livello mentale, ma anche di distribuzione dei giocatori in campo, perché certamente tutte e due le componenti si sposano. Guardiamo sui calci piazzati, subiti. Che cosa fa il Taranto? Mette un giocatore molto vicino al primo palo, ok? Lasciando poi quello spazio che vedete, solo un giocatore sul primo palo, spazio vuoto, e poi la possibilità di arrivare alla conclusione. Questa è la partita con il Benevento. Questa è un'azione che sembra simile ma è successiva, è uguale praticamente. Guardate che cosa succede, stessa situazione, questa volta arriva il giocatore sul primo palo, non c'è la spizzata sul secondo, e arriva il secondo gol. Per cui calci piazzati che il Catania ha imparato ad utilizzare finalmente la partita con l'Avellino, e che potrebbero tornare utili anche nella partita contro il Taranto, Giovanni. Sì, volevo chiedere, perché poi
Il giocatore sul primo palo che esce in ritardo non è più un danno che una copertura. Intanto, metterne soltanto uno diventa anche, appunto, diventa anche un po' rischioso. Di solito si fa una marcatura mista, ecco, degli uomini in marcatura e 2-3 uomini a coperture delle zone dove la palla può arrivare, soprattutto se calcia un mancino. Un uomo solo è veramente... È una condizione molto pericoloso, e l'abbiamo visto in 2 occasioni distinte, fra parentesi, nella stessa partita, che hanno prodotto in sintesi lo stesso risultato, per cui se non sono corsi ai ripari è una situazione molto molto ghiotta per il Catania, che comunque anche dei tiratori da fuori, a giocatori che si inseriscono, non mi riferisco solo a Stoppa, no? È chiaro, soluzione le ultime giornate poi hanno migliorato sicuramente la pericolosità sulle palline attive, cercando molto spesso Di Gennaro sul secondo palo, che è bravo a fare da ponte e si fa trovare pronto in queste situazioni. Faccio vedere invece l'aspetto della fase di possesso del Taranto, che soprattutto la vogliamo chiamare così una fase di ripartenza, perché avendo tanti giocatori dietro la linea della palla, scelgono ovviamente il lancio lungo, la verticalizzazione immediata per andare a trovare o una sponda oppure la possibilità di andare a giocare la seconda palla. Questa è una delle occasioni, questa è un'altra. Guardate qua in questa circostanza come appunto ci sia una giocata in verticale e l'attacco in profondità per cercare la soluzione offensiva, questo con la Juventus. Questa è l'azione che abbiamo visto poco fa. Se andiamo a vedere la clip successiva, vediamo ancora una situazione simile, proprio quella della palla lunga in verticale. Guardate qua, palla lunga per cercare che cosa? La seconda palla o lo scarico? Mi insegni poi, caro Carlo, che è questa la soluzione, ma mi sembra che le strategie d'attacco sono queste per la squadra tarantina. Diciamo, palla avanti, palla dietro e palla avanti è un concetto che loro cercano di sfruttare. È un concetto chiaro, abbastanza evidente per il Taranto. Vi faccio vedere invece qualche cosa di Mastro Monaco, perché era il giocatore che abbiamo detto in precedenza, giocatore di qualità, certamente, soprattutto sugli esterni. 4 assist per lui in questo campionato, e il nostro Ermanno l'ha diviso in questi tagli, facendovi vedere un po' tante cose. Corsa in questo caso e sulla fascia, pronto per il cross. Questa è la partita con l'Avellino. Vittoria per 1-0 del Taranto. Il gol del Taranto nasce da un 1 contro 2 di Mastro Monaco dall'altra parte, dalla parte destra, il cross in mezzo e il gol vincente che dà poi il successo alla fine alla squadra di Cazzarò in casa dell'Avellino. Stesso discorso qui, anche doti di qualità di corsa, un po' come Guglielmotti, riesce a partire velocemente e poi a crossare. Grazie, bene, in questo momento Mastro Monaco farebbe veramente al caso anche del Catania, visto le problematiche, soprattutto di Guglielmotti, che non è stato brillantissimo nell'ultimo periodo. E che vi anticipiamo, forse potrebbe anche non esserci nella partita, lo sa anche Giovanni, non esserci nella partita contro te. Forse anche quella. Io vorrei capire, sarei curioso di capire chi è quella persona che ci ha scritto, perché probabilmente sa qualche cosa, ma questa cosa di Guglielmotti, è chiaro, sarebbe, nel caso confermata, un'assenza importante per il Catania. È un'altra assenza particolare, perché rientrava anche lui da un periodo di stop, è rientrato domenica, ha fatto mezz'ora circa domenica, e adesso di nuovo non averla a disposizione. Ovviamente stiamo mettendo tutti condizionati, stiamo mettendo tutti i condizionali del caso, perché siamo anche a venerdì. Andiamo a vedere, a proposito del Catania, invece qualche situazione tattica, sempre con i tagli del nostro Ermanno e con la nostra regia sempre pronta a farci rivedere. Palla inattiva, questo è il gol. Questo è il gol subito dal Catania, 2 su Fella, ok, era in fuorigioco con ogni probabilità, va bene, ma guardiamo adesso la situazione del difensore, guardiamo Di Gennaro che non guarda il pallone.
non guarda il difensore, l'attaccante Fella in questo caso, che penso stiamo parlando di un gigante. L'abbiamo visto in tutte le salse, Marco, appunto, quindi... per cui andiamo avanti. Diciamo che è anche stato analizzato, sicuramente il ragazzo avrà capito, e ci auguriamo tutti che non commetta più delle disattenzioni del genere, perché è un giocatore forte. Giocatore forte, con due disattenzioni in questo campionato, Latina e questa con la Cavese. Tanti pregi anche perché Sì. ha salvato delle situazioni, Esattamente. soprattutto nella prima parte della stagione, anche molto molto importanti ai fini di risultato, classifica, autostima. Però ci ricordiamo ovviamente, per uno come lui, poi alla fine ci ricordiamo gli errori, i due errori più importanti, anche perché sono stati evidenti. No? In Latina, realtà, fra parentesi, che Di Gennaro sia un giocatore di qualità, come dice Carlo, è abbastanza evidente. Certe volte succede di commettere, soprattutto gli errori in quella zona di campo sono certamente più difficili da riparare. Ecco, ci vorrebbe la super parata del portiere, che non sempre ci può essere. Andiamo a vedere invece però come il Catania riesce anche a sistemarsi bene in difesa. Guardate questa ripartenza della Cavese, siamo al 90°, lo ricorderete, perché subito dopo c'è stata l'occasionissima di Sturaro, e questa è una situazione in cui il Catania riesce comunque a ricompattarsi, a trovare le posizioni in campo, veloci, a scappare, come si dice in questo caso, e a ricompattarsi in difesa, costringendo Diop al tiro dalla grande distanza. Ci voleva il super gol in questo caso. Negativa fatta molto bene, con 5 uomini contro 2. Poi ne arriva un altro della Cavese, al 90° dimostra che insomma la squadra dal punto di vista fisico sta bene, ecco. A proposito di fisicità e di qualità, vi facciamo rivedere anche come il Catania riesce certe volte a riconquistare la palla, andando a pressare alto sulla difesa avversaria. Questa è la situazione che vi facciamo vedere, pressione alta con la palla riconquistata. Guardate quanti giocatori, la densità del Catania in quella zona di campo, in questo rettangolo quadrato, insomma, che dir si voglia, che Ermanno Florio ha disegnato, e poi l'errore di Raimo, ma il pallone viene recuperato proprio dallo stesso Raimo, che anche fa una cosa anche buona per smarcarsi. Poi il tiro è da dimenticare. Io spero che si sia allenato un po' sui cross, perché Sì, il resto, la corsa, l'impegno, gli inserimenti, tutto, ci sono. anche i salvataggi, Però i cross, in difesa. una sezioncina supplementare la organizzerei, però ironizziamo. È chiaro, ironizziamo. Vediamo invece chi sta andando molto bene, perché Raimo in effetti però sta facendo bene, perché è un giocatore molto tattico, no, Sì, Carlo? sì, Che la sufficienza l'ha sempre presa in tutte le partite, ragazzo che per impegno, intensità, corsa vale. sicuramente sta facendo molto bene. Certo, le qualità tecniche non giocherebbe in Lega Pro, se avesse pure dei piedi importanti sarebbe giocatore da categoria superiore, però non possiamo rimproverargli nulla, tranne che degli errori di natura tecnica. Faccio vedere invece il posizionamento di Stoppa, grande protagonista di questa fase di campionato, e lui in questo caso abbiamo fatto vedere una situazione in cui poi Inglese va alla conclusione, lo ricorderete, è stato il primo tiro del Catania durante la partita, ma c'è la possibilità di servire Stoppa, che è bravo a farsi vedere in quella zona di campo. Guardate dov'è, all'altezza del dischetto di rigore, c'è la possibilità dello scarico. Inglese, che ha grandi qualità di palleggio e di costruzione dell'azione, poi ha deciso di andare al tiro, ma c'era questa opportunità. Nella clip successiva invece guardate cosa fa Stoppa in occasione del rigore procurato, per fare vedere come un giocatore posizionato nella zona di campo giusta renda al meglio. Lì in questa situazione è l'uomo in più tra le linee, qui, poi l'azione si sviluppa e va a prendersi il calcio di rigore. In un'azione successiva, guardate invece dov'è, è l'uomo in più dentro l'area di rigore. È chiaro, è quello che deve fare il trequartista, ma lui lo sa fare bene. No, lui è molto bravo a smarcarsi tra le linee, tra l'altro ha anche il passaggio filtrante, ha tutte le caratteristiche per giocare in quel ruolo. Volevo evidenziare come nell'occasione del rigore è molto bravo D'Andrea a girarsi in un fazzoletto e a mettere in difficoltà
i due difensori centrali avversari. E Rizzo in questo caso che poi va a commettere il fallo da rigore. Io tornerei da Anna per le ultime domande di questa seconda parte, poi ci fermiamo. Sì Marco, sono arrivati dei messaggi inerenti a ciò che è stato detto su Luperini e Guglielmotti e ci scrivono: Luperini si è infortunato di nuovo perché è curato male, questo per mister Breve. E ancora, per questo dico di cambiare staff di fisioterapisti, confermo le assenze di Guglielmotti e Luperini. E ancora... Questo chi è? Lo scopri. C'è una tappa. Luperini. Almeno si firmano questi No, questi non sono giocatori. firmati questi. Vabbè, Luperini rientrerà dopo le feste perché non è stato saputo curare. Concludo con una domanda da Bartolo da Lipari che ci scrive: ma Chiricò, dato che viene pagato, perché non viene utilizzato? Non sarebbe una brutta idea? Buon pomeriggio. Questo ne ha parlato anche Faggiano nel corso di Corner. Quando si ipotizzava la possibilità di Chiricò di rientrare, si parla anche dell'aspetto economico. Ricordiamoci che c'è una lista, c'è un giocatore da tirare fuori, c'è un giocatore da entrare e c'è un contributo che economico che va messo per ogni giocatore che si utilizza, per cui chiaramente bisogna su questo fare delle discussioni che riguardano anche l'aspetto economico, Giovanni. Sì, anche perché queste scelte sono state operate in estate. Esattamente. E a parte, io su questo ho operato una critica anche molto dura, perché non avrei per esempio rimesso dentro Celli, nonostante abbia un contratto più lungo rispetto a chi è invece fuori lista in questo momento, è in scadenza. Però, per carità, decisione della società che ha detto a chiare lettere: per noi questi giocatori sono fuori, tant'è vero che il segnale clou è stato, è definitivo probabilmente, è stato in Coppa Italia. Perché con tutte le difficoltà che hai e la necessità di fare riposare chi è che poi doveva giocare qualche giorno dopo, qualcuno magari si aspettava, visto che sono pagati e si allenano, di vedere in campo i 5-6 non utilizzati quasi mai, non utilizzati perché sono fuori. È un segnale ulteriore di non fiducia nei confronti di chi. E anche il mercato dipenderà un po' dalle persone, da quello che succederà in queste 3 partite e anche da questi esuberi che sono ovviamente da piazzare, perché probabilmente riuscendoli a piazzare ci saranno anche le risorse per finanziare altri colpi di mercato in un'attività sostenibile quale dovrebbe essere quella delle squadre di calcio. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per parlare un pochettino anche di Messina e di Trapani. A fra poco. Ritorniamo in studio, terza parte di preview, andiamo a verticalizzare. Per verticalizzare al meglio io chiamo come sempre i nostri Franco Cammarasana e Ciccio Triolo che vedo collegati. Esattamente, sono 2 trequartisti di grande... ecco, Ciccio Triolo un po' ha dei dubbi. Perché vi ho voluto insieme? Intanto buon pomeriggio, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, agli ospiti studio. Allora, io vorrei, perché mi sa che siete un po' sfidanti, no, fra virgolette, perché c'è un direttore sportivo conteso, mi pare di aver capito, fra il Messina e il Trapani. Francesco. Esatto. Ma più che conteso ormai è andato, diremmo a Messina. Giusto Franco? Diciamo che è ancora in pectore. C'è stata una cena, sembra che... Ma tu c'eri alla cena? No, io no, anche se per la verità il presidente Antonini non fa mistero quando va a cena con qualcuno. Tra l'altro lui ha creato nella parte nobile della città una nuova struttura, il cosiddetto Tea Club, è un ristorante elegantissimo, un bar dove c'è anche lo store, c'è anche la biglietteria dove ci si può incontrare e lui spesso lo si vede a cena o a pranzo con i suoi ospiti. Probabilmente anche lì avrà ospitato Pavone. Si dice che ieri sera, ad esempio, una breve parentesi, sia stato a cena con Gabby Brown e Boa, 2 autentici campioni della Serie A1 che fino a domenica scorsa giocavano basket, uno con Varese e l'altro con Cremona, e che stamattina ha ufficializzato essere 2 nuovi giocatori del Trapani basket, della Trapani Shark, che è seconda in classifica, ma lui non gli basta, al Torino non Marco, basta. averne presidenti così. Esatto. Per noi giornalisti averne
Per noi giornalisti averne presidenti così. Considera che qui a Messina c'è l'assoluto silenzio dell'allenatore sin dalla partita con l'Avellino, della società non ci ricordiamo mai più da quanto, e quindi anche una trattativa per la cessione del club che si sarebbe dovuta concludere ieri sera, ancora non si sa che fine abbia fatto. Ecco, avessimo avuto Antonini probabilmente già erano tutti a cena in qualche ristorante a siglare il contratto. Francesco, ti stavo chiedendo proprio... Sì. Francesco, esatto, come conferma anche Franco, probabilmente sarebbe andata così, diciamo che Antonini ha meno freni sotto certi punti di vista. Torno da Franco fra pochissimo per farmi dire la probabile invece del Trapani. Vado da Francesco invece che mi diceva prima appunto della situazione societaria, hai già accennato, sembra sempre il momento buono e poi magari non lo è. Invece per quanto riguarda il campo, che cosa ci racconti, Francesco? Ma il campo è indicativo del momento della società, nel senso che c'è una squadra che è alle prese con una situazione di classifica difficile, al di là di quello che potrà succedere per esempio alla Turris, perché se la Turris dovesse essere estrovessa dal campionato, per esempio il Messina è una di quelle squadre che perderebbe 3 punti, quindi la classifica si complicherebbe ulteriormente e deve affrontare nell'ordine da qui alla sosta di Natale il Foggia al Francoscoglio e poi la trasferta in Piemonte con la Juventus Next Gen, quindi di nuovo al Francoscoglio con il Potenza. Non sono partite facili, ci sono 2 scontri diretti, il primo è quello di sabato, di domani, al San Filippo, dove Modica dovrà probabilmente cambiare qualcosina, quindi sarà, perché Pedicillo non sta benissimo, in attacco dovrebbero giocare con Petrungaro e Anatriello, un 3-5-2 che dovrebbe possiamo vedere ricalcare... anche, eccola qua, la formazione. Esatto, con Lia e Ortisi che potrebbe recuperare, quindi se vogliamo metterci un ballottaggio potrebbe essere quello tra Petrucci e Anselmo in mezzo al campo, però questa dovrebbe essere la formazione, una formazione che naturalmente in questo momento a Messina si parla poco della partita, poco del campo, si parla più della situazione societaria, perché ti dicevo, ieri sera doveva esserci il closing previsto dal preliminare e invece non c'è stato nessun adempimento della parte economica da parte della AAD Invest, che è la società fiduciaria con sede in Lussemburgo, e quindi non era un termine perentorio, però è chiaro che è passato quel giorno, bisogna capire quello che succederà. Termine perentorio dove si potrà capire qualcosa, ormai anche tra noi addetti ai lavori, è quello della prossima settimana, quando si dovranno pagare stipendi, certo, contributi, spettanze varie. Là si potrà capire effettivamente che cosa sta succedendo. Francesco, ti ringrazio, ti saluto, buon pomeriggio anche a te. Torno invece da Franco. Eccomi. Sì. Eccoci qua. Capolista. C'era un effetto strano perché parlava Francesco Triolo e si sentiva la voce di Franco Cammarasana. Franco, torno da te. Allora, capolista, abbiamo 2 minuti per dare la probabile del Trapani. Perfetto. Chiaramente il Trapani cercherà di accorciare le distanze dalla capolista, che non è che stia correndo, perché il Trapani ha fatto 6 punti nelle ultime 5 partite, la capolista, il Benevento, 8 punti nelle ultime 6 e stasera rischia di ritrovarsi con un solo punto di vantaggio sul Cerignola se questa squadra dovesse vincere la gara di stasera con l'Altamura. Per l'occasione il Trapani recupera Benedetti che ha scontato la squalifica, mentre rimangono ancora fuori Uto, Zuppel e Valietti. Quale formazione probabile in vista di questa partita? Contro l'Altamura Aroni ha cambiato più di un modulo nel corso della gara, probabilmente si tornerà al 3-4-1-2 con Seculin in porta, lo vedremo adesso, lo schema: Celiento, Malomo, Silvestri o Sabatino in difesa, poi a centrocampo Ciotti, Caric, Carriero o Cribi e Benedetti sulla fascia sinistra. Poi a ridosso delle due punte che dovrebbero essere Lescano e Fall, ma probabile anche che al posto di Fall scenda in campo Spini. Ripeto, alle spalle di Lescano e Fall dovrebbe giocare Bifulco. Questa è la probabile formazione, ripeto. E ve la verificheremo. Modifiche
all'ultimo minuto. Esatto, la verificheremo anche in virtù di quello che succederà nella giornata di domani. Franco, grazie, grazie e un saluto. Buon pomeriggio a voi tutti. Ciao, buon Ciao, pomeriggio. Franco. Buon pomeriggio, torno ancora da Anna, ancora qualche messaggio e poi ci fermiamo. Marco, vi leggo qualche domanda. Ci scrivono: buon pomeriggio a tutti. Scusatemi, avrei una domanda. Come mai ovunque vanno vincono campionati, ma poi vengono a Catania e deludono? Parlo sia in campo ma anche fuori. Sembra una maledizione. Siamo da 11 anni in questa categoria. E ancora, perché i giocatori del Catania in attacco non verticalizzano mai? Perché non si tira quasi mai da fuori aria? Invece Agatino ci scrive: buonasera, scusate, non sono un tecnico, ma non è il caso di rimettere Quaini centrale in difesa, dove l'anno scorso ha fatto benissimo? Allora, tantissime domande. Quaini, partiamo da Quaini. Ma Quaini, siamo sempre al discorso di Di Gennaro. Se Di Gennaro ha fatto 2 errori in tutto il campionato e Quaini lo vogliono rischiarare al centro della difesa, dovremmo guardare tutti gli allenamenti che dirige Toscano, che invece sono a porte chiuse. Il continuo a cambiare alla fine non è che faccia tanto bene. Io da quello che ho visto Quaini finora, a torto, a ragione, Toscano se lo sta tenendo sempre come Jolly che però puoi utilizzare in varie situazioni. Se porti in partita 13 giocatori di movimento, più ragazzi, più il portiere, e Quaini può risolvere qualcosa o qui o in difesa o a centrocampo o in difesa. È il momento di metterlo. Quello che dicevano, perché tanti arrivano a Catania dopo aver vinto e poi magari a Catania... È una cosa che io ripeto fino alla nausea, sono anche nauseato e lo ripeto comunque la stessa cosa. Purtroppo chi viene a Catania a volte non si rende conto di quanto possa pesare la maglia in termini di responsabilità, ma anche in termini di esaltazione, perché c'è un pubblico ma non solo i 18.000 che vengono allo stadio, ti spinge tutta la città se fai bene, ma se fai male c'è l'altra faccia della medaglia, ti arrivano schiaffoni dappertutto, da ogni parte quindi deve avere la personalità per importi. È chiaro, molti mi hanno fatto e finisco subito questo paragone di Carmine, sta facendo bene, ha segnato 9 gol, il ritmo e l'agonismo che c'è nel girone A, ma non dico che il girone C non è la stessa cosa che c'è nel girone C, più combattuto, però nel girone A si gioca in un certo modo, nel girone C si gioca in un altro modo. Poi è vero che Di Carmine qui poi è guarito, ha avuto il tempo di recuperare, è andato da un'altra parte e sta bene. Amen. E questo è. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo, andiamo con le probabili formazioni dello Iacovone, parliamo anche di calcio a 5 fra poco. Ultima parte della nostra preview, parliamo subito di calcio a 5 perché stasera c'è un appuntamento importantissimo da non perdere, caro Carlo, al Pala Catania, ingresso libero 20:30, perché c'è uno dei più forti giocatori c'è Genzano, c'è uno dei più forti giocatori di futsal, di calcio a 5 del mondo da poter vedere. Cioè, come che al Cibali viene a giocare, al Massimino viene a giocare Messi o Mbappé, ecco, per darvi l'idea, no? Se noi andiamo a vedere le immagini dell'ultima partita giocata in campionato dalla squadra catanese, con il successo contro Cosenza 4-2, il punteggio finale, con la partita prima in equilibrio e poi sbloccata dai rossazzurri nel finale, proprio con gli ultimi 2 gol, dal 2-2 al 4-2 finale. Fra parentesi, la squadra di Catania, di Guarra, era reduce dal successo nell'ultima partita dell'Elite Round 3-2 contro il Riga. Prima c'erano state 2 sconfitte, ma è finito bene questo percorso con una bella vittoria contro il Riga. E vi dicevo, stasera 20:30 contro Genzano, il giocatore è Riccardinho, che è uno veramente dei più forti al mondo, per cui spettacolo se volete vedere al Pala Catania. Fra parentesi, ingresso è libero. Però sai che ti dico, non lo cambio con Carmelo Musumeci. Vabbè, è vero. Fra parentesi 201 gol, ecco, per cui capitano stiamo della nazionale, profeta in patria, che è difficilissimo, anche nel calcio a 5 non è semplice, ed è uno che
col Cosenza giochi col terzo portiere, con 3 titolari fuori perché lì fanno il turnover perché si devono riposare, che sono ritmi massacranti, in svantaggio 2 volte, ha preso per mano la squadra, intanto ha fatto un gol favoloso, ma poi si vede che c'è l'impronta di personalità e ha guidato la squadra. Torniamo al calcio perché siamo proprio in chiusura, andiamo a vedere le probabili dello Iacovone, dicendovi ovviamente che oggi siamo a venerdì, più difficile rispetto a quando si gioca di sabato, per cui si gioca di domenica, per cui c'è una rifinitura, c'è ovviamente tanto ancora da decidere. Taranto, andiamo a vedere la squadra con il 3-5-2 di Cazzarola, possibilità appunto anche in questo caso di avere una modifica nel modulo, e questa è la probabile del Taranto per la partita dello Iacovone. Vediamo invece quella del Catania. Noi ve la proponiamo così, anche se vi dicevo la giornata di domani è decisiva. Abbiamo parlato di Guglielmotti, abbiamo detto di Lunetta che non sappiamo ancora se è nelle condizioni di partire dal primo minuto. In questo caso c'è Carpani pronto eventualmente, con Raimo che si sposta dall'altra parte. Vi dico anche di più, attenzione alla situazione Sturaro, perché Sturaro potrebbe avere sicuramente spazio durante la partita, ma potrebbe anche magari averlo all'inizio, e a quel punto lì potrebbe succedere che si giochi 3-5-2 con un attaccante in meno, oppure che prenda il posto di Verna. Insomma, vi abbiamo fatto un po' il quadro della situazione per quanto riguarda il Catania. Vediamo invece, fermo restando appunto che domani poi nella rifinitura tutto potrebbe anche cambiare, come Giovanni sa benissimo. Andiamo a vedere gli arbitri della partita di Taranto. Ecco qui Giuseppe Vingo di Pisa, da Pisa, poi Roma 1, Monza, Cecchi e Martone, e poi il quarto ufficiale che è Ciaravolo di Torre del Greco. Siamo rimasti negli orari come sempre, io voglio specificare alla regia che siamo sempre, ma allora glielo faccio apposta, io torno da Anna prima di salutare, così mi prendo un minuto di ritardo, però facciamo vedere Anna ancora una volta che ci legge qualche ultimo messaggio e poi chiudiamo. Enzo da Priolo Gargallo ci scrive: ricordate il Catania dei 12 punti in Serie A? Si aspettava la svolta di settimana in settimana che non arrivava mai. Ma sarà così anche quest'anno? E ancora, spero che a Taranto si vinca con una buona prestazione di squadra. Forza Catania. Oh, un bel messaggio ottimistico dei 12 punti in Serie A. Tra l'altro è stato è una delle prime volte che mi affacciavo alla prima squadra, mi sono allenato per qualche settimana con quel gruppo, con quel lo gruppo ricordo benissimo. Ricordi bene. Allenatore GB Fabbri. GB Fabbri, è vero. Però ti potevano fare giocare, nel frattempo per aver perso ti potevano fare giocare. Eri uno dei giocatori più talentuosi a questo punto, persa. Ero giovane. Va bene, lo sarai anche domani e dopo, quando sarai qui, certamente per la partita contro il Taranto. Carlo Breve, grazie come a te, sempre. Marco. Buon pomeriggio a tutti. Grazie della tua disponibilità, grazie della tua disponibilità, caro Giovanni. Siamo all'alba di un nuovo giorno. Bravissimo, poi puoi andare a lavorare adesso, dopo che ti sei divertito un po' con noi. Adesso puoi andare a lavorare. Cara Anna, ciao, buon pomeriggio anche a te. Ciao Marco, noi ci vediamo venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora. E allora l'appuntamento che ha dato Anna io lo confermo, stesso posto, stessa ora per preview. Vi ricordo invece che noi andiamo con diretta stadio per la partita dello Iacovone a partire dalle 17 domenica, e poi lungo live, e poi ovviamente lunedì come sempre con corner, anteprima corner, la differita della partita. Insomma, lo sport non finisce mai su Telecolor. Sulla siciliaweb.it invece fra poco troverete questa trasmissione in replica. A fra poco, anzi non a fra poco, alla prossima, ciao!